Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la Corte dei Conti che ha sospeso il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana per il 2020. Sono state contestate numerose irregolarità nel conto economico e nel conto patrimoniale, oltre che il risultato di amministrazione. È stato deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale del ripiano del disavanzo di 2,2 miliardi che era stato diviso in 10 esercizi finanziari dal governo regionale, ma i giudici ritengono che andasse fatto in soli 3 anni. Adesso la cronaca: un cadavere è stato rinvenuto nel tratto di mare di fronte alla spiaggia di Falcone in provincia di Messina. A segnalare la presenza del corpo senza vita sulla battigia sono stati alcuni pescatori. La vittima è una donna di 75 anni piemontese che si era trasferita diverso tempo fa a Falcone, comune di origine del marito, proprio per assistere l'uomo affetto da una grave malattia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, i militari della Guardia Costiera di Patti e di Milazzo e i carabinieri che adesso indagano. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. Sono arrivati i primi risultati dell'autopsia effettuata in mattinata sul corpo di Gaetano Alaimo, il cardiologo di 62 anni ucciso con un colpo di pistola a Favara in provincia di Agrigento. L'uomo è stato colpito alle spalle con un solo proiettile che non gli ha lasciato scampo, perforandogli polmone e aorta. E questo ciò che è stato accertato dal medico legale Alberto Alongi. Gli esiti completi dell'autopsia saranno depositati nelle prossime settimane. Intanto ieri il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto del bidello Adriano Vetro, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. In chiusura il meteo: tempo incerto nella giornata di domani in Sicilia, dove si prevede una giornata piuttosto soleggiata. Tuttavia non si esclude la possibilità di precipitazioni che potrebbero abbattersi su una parte dell'isola. La Protezione Civile regionale infatti ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolto il versante nord-orientale della regione. Nella mattinata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, invece nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi i primi rovesci che con molta probabilità si concentreranno nel palermitano e nel messinese, ma potrebbero toccare anche Agrigentino e Catanese. Temperature medie in lieve rialzo. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.